Eccoci. Piccino, piccino, bravo piccino. Lei e la sua brioche siete stati sottovalutati da tutto il mondo. Ma come? I genitori hanno tolto i telefoni davanti ai figli quando l'hanno vista lei. Lei è stupescia man, ma sono cose da dire, dai. Ma io non pensavo che fosse così volgare. Ma allora hanno ragione sui social. Cosa? Lei è proton volgare. E quindi cosa faccio adesso? Se lei sarà ancora volgare, le portiamo via la vita, piccino. Ma come? Io non riesco senza, se no non faccio ridere. Tanto non fa ridere lo stesso. Ma vai a quel paese. Vede? Lei è volgare! Ma mi sono trattenuto. Basta piccino, sono stufa. Lei canterà una canzone scritta da me sulla brioche che non sia volgare. Eccola qua. Vada, crei! Ma io non ho capito, in definitiva... Cosa non ha capito? Deve far piacere alla gente la brioche senza parolacce. Va bene. La brioche, la brioche, la brioche. Il mio profilo di TikTok è molto ripetente. Brioche qua, brioche là, brioche con Massimino. Mi dici son volgare se dico pesce man, ma secondo me è molto divertente. Poi dei nuovi gusti che escono ogni giorno, all'albicocca, al cioccolato e pure al pan di stelle. E se mi dici che ti sono antipatico, aspetta che ti mostro la brioche che me ne frega. La brioche che me ne frega. Aspetta che ti mostro la brioche che me ne frega. È tutto molto ripetente. È tutto molto ripetente. È tutto molto ripetente. Tutto molto ripetente. La vita è una brioche, una rapute cosce, una te pesce e tutto pernisce. Mi dici son volgare e ti alzo le spalle. Molto bello, divertente, sì, ma hai rotto le palle. Poi apro TikTok e che sfiga devastante, pieno di insulti, mi sembra proprio impressionante. L'offerta che proponi è così piena di vantaggi, 3 brioche al cioccolato con 2 assaggi. E se mi dici che ti sono antipatico, aspetta che ti mostro la brioche che me ne frega. La brioche che me ne frega. Aspetta che ti mostro la brioche che me ne frega. È tutto molto ripetente. È tutto molto ripetente. È tutto molto ripetente. Non prendere un pesce in mano come fosse un'offesa. Questa mia filastrocca è stata incompresa. Ora devo andare che vado a fare la spesa. E vado nel reparto che mi interessa e compro la brioche, sì, che me ne frega. La brioche che me ne frega. Aspetta che ti mostro la brioche che me ne frega. Ah, rieccoci. Bravissimo piccino! Finalmente è riuscito a fare una canzone sulla brioche senza essere volgare. Grazie, grazie. Ed è per questo che per ricompensa le daremo un premio. Oh mamma, sono proprio curioso. Ecco lei. Grazie, ma il pacco è già stato aperto. Ma certo, le abbiamo volute assaggiare noi per assicurarci che fossero buone prima di darle a lei. Grazie mille, siete fin troppo gentili. Ora vada piccino che abbiamo altri artisti incompetenti a cui pensare. Ma certo! Allora, arrivederci. Piccino, dove va senza le brioche? Ah certo,
Sono desolato. Bye! Arrivederci! Che coglione!